Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Buonasera, bentrovati. Veniamo a vedere i mercati. Partiamo oltreoceano, Wall Street, Standard & Poor's andamento positivo, 0,30%, una quota punti di 6.388. 45.484 è la quota punti per Dow Jones, anche in questo caso la percentuale in verde, 0,69%. In rosso la percentuale per Nasdaq, meno 0,05, 23.118 la quota punti, Russell 2.436,7, meno 0,53 la percentuale. Vediamo il VIX, l'indice della volatilità, 30,1, percentuale negativa, meno 2,87%. Spostiamoci a guardare il valutario, dollaro 100,5, euro dollaro 1,14, il cambio sterlina dollaro è a 1,31. Passiamo alle materie prime, vediamo l'oro 4.529 dollari all'oncia, continua a crescere 0,81%, positiva anche la percentuale per il petrolio 1,29%, 102 i dollari al barile. Per titoli di Stato vediamo BTP Bund 94,570, come di consueto una parentesi sulle criptovalute, parto dai Bitcoin 64.478 dollari, 2.066 sono i dollari per Ethereum. Sono le 17.31, si sono quindi concluse da un minuto le contrattazioni in Piazza Affari. Vediamo come si conclude questo lunedì 30 marzo. Si conclude con degli indici tutti positivi, tutti in verdi. Partiamo dal FTSE MIB. 0,82% chiude con una quota punti di 43.736. Il mercato francese 7.759 la quota punti, 0,74 la percentuale per CAC 40. Vediamo l'Ibex 35 16.934 la quota, 0,79 la percentuale, 0,88% per il mercato tedesco, 22.496 la quota punti per il DAX. Mi sposto a vedere il mercato inglese, UK 100 10.109 come quota punti, 1,43 come percentuale. E infine lo Stoxx 50 che ci racconta i 50 principali titoli europei, ci dà una percezione esatta e precisa di quello che è l'andamento di giornata e ci dice questo, che si chiude con una quota punti di 5.526 e una percentuale verde dello 0,37%. E questi gli aggiornamenti in questo lunedì 30 marzo. Grazie e buon proseguimento di serata. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario.